Quinto e Zero Branco a perdere la vita un 62enne in sella al proprio scooter finito fuori strada mentre tornava a casa dopo un pomeriggio passato a lanciarsi con il paracadute. Raffica di furti sabato nella Marca, Marino di Piave, prima la figlia poi la madre si trovano faccia a faccia con i ladri, non sono ancora riusciti ad entrare nella stanza messa a soqquadro, racconta la donna. Domani la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Nei giorni scorsi, durante un incontro di formazione a scuola, una studentessa si è alzata e davanti ai compagni ha raccontato della violenza vissuta. Mondo della ristorazione in lutto per la scomparsa di Romeo Rematelli, noto chef di Giardera del Montello. Era un vulcano, in tutto quello che faceva metteva passione, racconta il sindaco, suo amico. Violenza stamattina al pronto soccorso di Mestre. Il 50enne irlandese devasta la sala d'attesa e minaccia i pazienti, messi in salvo da 2 infermieri, tra loro anche una donna in travaglio. Le tensioni in Casalega, discussioni interne confermate anche dal segretario provinciale Dimitri Coin, che spera ancora in un terzo mandato riappacificatore, ma tema l'astensionismo alle urne. Calcio, il Treviso batte al Tenni 2-1 il Chionso e approfittando della sconfitta del Campodarsego conquista il secondo posto in classifica, a -2 dalla capolista Dolomiti Bellunesi. Buonasera e buona domenica, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano la cronaca con l'ennesimo incidente stradale sulle strade della Marca accaduto ieri sera tra Quinto e Zero Branco. A perdere la vita un 62enne in sella al suo scooter finito fuori strada mentre tornava a casa dopo un pomeriggio trascorso a lanciarsi con il paracadute. Aveva dedicato il sabato alla sua passione, il lancio col paracadute, e ha perso la vita dentro a questo fossato tra Quinto e Zero Branco. Giuseppe Pizziolo, 62 anni, stava tornando verso casa in sella al suo scooter quando, poco dopo le 9 di sera, lungo via Zecchina, poco prima della storica villa, ha perso il controllo del mezzo e prima avrebbe toccato questo palo dell'illuminazione per poi finire la corsa dentro all'acqua. Nel forte impatto il casco è rotolato via per una decina di metri, mentre Pizziolo è stato ritrovato dai primi soccorritori con la testa nell'acqua, sollevando qualche dubbio se il 62enne sia morto nell'impatto o per annegamento. Giuseppe Pizziolo viveva con la famiglia a Scandolare in via Schiavon, lascia la moglie Michela, infermiera, e i 2 figli, Davide e Liliana. Il 62enne gestiva con i fratelli un'azienda di grafica molto nota nel territorio. La famiglia è molto conosciuta, in più aveva 2 figli, una delle quali tra l'altro ha la stessa età di mia figlia più grande, quindi insomma è una persona che viveva il paese un po' come tutti gli altri, ecco. Siete però inspiegabile questa uscita. Adesso appunto le forze dell'ordine stanno ancora valutando per cercare di capire qual è stata la causa, che sicuramente ha lasciato un grande vuoto nella famiglia, nella moglie Michela, ma anche in tutta la nostra comunità, e c'è comunque la voglia e la volontà di capire cosa sia successo. La famiglia infatti non crede al malore proprio perché Giuseppe Pizziolo si sottoponeva spesso ai controlli medici per potersi lanciare col paracadute. In più in questo tratto di via Zecchina i veicoli tendono ad accelerare e per i parenti il 62enne potrebbe essere rimasto abbagliato dai fari di un'auto proveniente dalla corsia opposta. È una strada secondaria che però è molto molto trafficata, nel senso che viene utilizzata spesso come bypass rispetto alla Noalese perché appunto c'è un volume di traffico inferiore. Certo che lì appunto sarà da capire le dinamiche e poi da lì forse capiremo un po' meglio cosa è successo. Al momento non è stata ancora fissata la data dei funerali che potrebbero essere officiati dal vescovo di Vittorio Veneto Corrado Pizziolo, cugino del 62enne deceduto. Escalation di furti senza fine sabato nella Marca. Marino di Piave, una ragazza prima e la madre poi si trovano faccia a faccia con i ladri entrati nella loro casa. Da Marino a Roncade, da Casale a Silea, un sabato sera di furti in diversi comuni della Marca e cresce la preoccupazione dei cittadini, soprattutto di chi si è trovato a tu per tu con i ladri. È accaduto alla figlia dei titolari della pasticceria Panetteria Snack Bar di via Pellizzioli a Mareno. Sabato sera, come sempre, i genitori sono impegnati a lavorare nel locale. La figlia sale nell'appartamento che si trova sopra l'attività. Mia figlia è andata su di sopra per cambiarsi. Ha aperto la porta e ha trovato 2 individui dentro casa. Uno era in camera e uno era in salotto. Lei subito è entrata dentro e gli ha chiesto cosa facevano e si è messa ad urlare. Le grida della ragazza attirano l'attenzione della madre che si trova anche lei faccia a faccia con i malviventi. Loro sono scesi dalle scale, io li ho visti
erano in 2, avevano il passamontagna e sono scappati dietro i campi qua da noi. Simonetta chiama immediatamente i carabinieri, ma dei ladri non c'è più traccia. I malviventi, entrati nell'appartamento, nonostante nella pasticceria ci fosse un via vai di clienti, hanno portato via alcuni contanti, ma la padrona di casa non ha ancora visto cosa sia effettivamente sparito. Sono turbata, racconta, la stanza è ancora sottosopra, non ho avuto il coraggio di entrarci. Mi sento un po' impaurita, più che altro perché alla sera chiudo e faccio le scale esternamente. Ho preso più che altro paura per mia figlia che se li ha trovati davanti. Per questa famiglia non si tratta del primo colpo subito. L'anno scorso sono venuti 2 volte, però non sono entrati in casa, hanno rovistato qua qualcosa, ma non più di tanto. Però in casa è brutto. E sempre nella giornata di sabato ladri in azione anche in un'abitazione in centro a Casale. 6 i colpi invece messi a segno tra il pomeriggio e la serata a Silea. In un'abitazione i malviventi hanno approfittato dell'assenza della proprietaria per introdursi in casa dopo aver rotto una porta e una finestra e mettere tutto a soqquadro. Un incubo senza fine. Studentessa durante un incontro a scuola contro la violenza di genere, domani si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha avuto il coraggio di alzarsi in piedi, di raccontare davanti ai compagni della violenza subita. Alla fine della conferenza una ragazza ha avuto il coraggio di parlare della violenza che ha ricevuto. Claudia Vedelago, vicepresidente del gruppo panificatori di Confcommercio, racconta ancora con l'emozione nella voce quanto accaduto qualche giorno fa in una scuola professionale della Marca, dove la sua associazione, insieme alla dottoressa Katia Morellato, referente per la violenza di genere per l'ULSS 2, aveva organizzato una conferenza di formazione contro gli abusi sulle donne. All'improvviso, nel corso degli interventi, una studentessa si è alzata lasciando l'aula. Una sua professoressa l'ha seguita per capire cosa stesse accadendo. La ragazza a quel punto le ha raccontato l'incubo vissuto. La docente le ha chiesto allora se la sentisse di condividerlo con gli altri suoi compagni. La ragazza si è alzata in piedi una volta superato il trauma e ha raccontato la sua esperienza. Non ha raccontato nei dettagli, però ha detto: sono stata vittima di violenza e porto a voi la mia esperienza per poter aiutare anche altre persone che magari non hanno il coraggio di parlare. È stata una violenza fisica dove la ragazza diceva che nessuno intorno a lei ha agito per darle una mano. Quindi questa cosa è triste, perché diceva non solo i ragazzi ma anche gli adulti non mi hanno aiutato. Dalla studentessa una grande prova di coraggio. Io in quel momento mi sono sentita morire, dovessi essere stata al suo posto, cioè ha fatto un grandissimo atto di coraggio. Un episodio che mette ancora più in evidenza come sia fondamentale la sensibilizzazione sul fenomeno nelle scuole. Formare i ragazzi a non essere violenti e a sapere quali sono i mezzi a disposizione per contrastare la violenza è importantissimo. Colpito da malore nel suo locale, è morto questa mattina il noto ristoratore di Giavera del Montello, Romeo Rematelli. Aveva 65 anni, fatale per lui un malore. Il ricordo del sindaco, suo grande amico. Romeo era un vulcano di idee e di ricerca. Il sindaco di Giavera, Andrea Maccari, conosceva molto bene Romeo Rematelli. Erano legati da una lunga e profonda amicizia. Per questo, quando stamattina gli hanno detto che il suo amico se n'era andato, non poteva crederci. Il noto ristoratore, come tutti i giorni, era arrivato intorno alle 10 nel suo locale San Martino in via Schiavonesca. Era ancora in cortile quando è stato colto da malore. Il 65enne si è accasciato a terra. Immediata da parte dei suoi collaboratori la chiamata al 118. I sanitari del SUEM, arrivati sul posto con ambulanza ed elicottero, hanno subito iniziato le manovre di rianimazione, ma per lo chef purtroppo non c'era più nulla da fare. Rematelli negli ultimi mesi aveva avuto alcuni problemi di salute, ma si era sempre ripreso tornando al grande amore, il suo ristorante. La notizia della morte ha ben presto fatto il giro del paese, dove era molto conosciuto e apprezzato. Ha dato molto alla comunità con la qualità che ha sempre messo, e la passione che l'ha sempre riconosciuto su quello che faceva. Metteva passione e dedizione su quello che faceva e lo si respirava subito quando si entrava nel suo locale. Nella sua vita Rematelli aveva fatto molte cose prima di intraprendere la carriera di ristoratore. Aveva lavorato come direttore area commerciale dell'Aprilia. Aveva assunto lui Valentino Rossi quando era giovane, alle prime armi.
ma sempre l'ha fatto con passione, era appassionato di musica, di arte e di cucina, che l'aveva scoperta più avanti, insomma. Lavori diversi legati da un filo comune alla grande passione che Romeo Rematelli metteva in ogni cosa che faceva, trasmettendola anche agli altri. Lui fa quello che lo appassionava, poi lo trasmetteva e lo faceva diventare, insomma, una vera, lo proponeva agli altri, lo donava agli altri, proprio sentendo quella che era la sua passione e la sua capacità poi di mettere a terra quello che per lui era importante. E con sempre allegria, con molta empatia, insomma, ti rapiva, insomma, nelle sue storie che poi raccontava, era sempre un piacere stare a fianco a lui. Ore d'angoscia per i familiari di Francesca Carniato, 71enne di Carbonera, allontanatasi nella tarda mattinata dal mercatino di Borgo Cavour a Treviso, dove si trovava con il marito. A dare notizia della scomparsa la prefettura di Treviso, che in una nota fa sapere che la donna è alta circa 1,68 m, di corporatura normale e ha i capelli di colore grigio. Al momento del suo allontanamento indossava un vestito blu, un cappotto verde lucido con un pellicciotto e stivali neri. Chiunque veda la donna o possa riferire informazioni utili per trovarla è pregato di contattare il 112. Lasciamo per un attimo la provincia di Treviso, andiamo a Mestre, dove si sono vissuti attimi davvero di terrore, perché una cinquantenne appena dimesso ha devastato il pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo. 2 infermiere sono riuscite a mettere in salvo i pazienti, tra loro anche una donna in travaglio. Minuti di terrore, quelli vissuti intorno alle 7:30 al pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove un cinquantenne irlandese ha seminato il panico tra pazienti e sanitari, ma il coraggio e la prontezza di 2 infermiere ha evitato che qualcuno si facesse male. L'uomo, già dimesso dopo aver passato la notte in ospedale per smaltire uno stato di alterazione alcolica, armato di uno schermo del PC sradicato dalla guardiola di accoglienza e di un triangolo segnaletico estratto da un vicino carrello per le pulizie, si è scagliato contro gli 8 grandi monitor segnaletici allestiti nell'androne, mandandoli tutti in frantumi e mettendo sottosopra l'intera sala d'attesa del reparto. Ha tentato poi più volte di forzare la guardiola del triage per aggredire sanitari e pazienti che si erano rifugiati nella stanza e cercando di scardinare le 2 porte d'accesso, lanciando sedie e altri oggetti contro le ampie vetrate. Nel frattempo una donna in travaglio, ignara di cosa stesse accadendo all'interno del pronto soccorso, è entrata con il marito per chiedere assistenza. Le 2 infermiere, che continuavano a proteggere dentro la guardiola una decina tra pazienti e familiari, con l'aiuto di altri operatori sanitari, hanno mimato con i gesti alla futura mamma di mettersi immediatamente in sicurezza, evitando di farsi vedere dall'aggressore, indicando il percorso per correre con il marito il più velocemente possibile nel reparto di ostetricia e ginecologia. Intanto è stata allertata la polizia, che in pochi minuti è arrivata nel nosocomio arrestando l'uomo. I danni ancora da quantificare sono di diverse migliaia di euro. I tecnici dell'USL 3 Serenissima si sono messi immediatamente al lavoro per ripristinare la rete delle chiamate elettroniche per il turno dei pazienti. Siamo indignati per quanto accaduto e fieri per la reazione esemplare dei nostri infermieri, medici, operatori sociosanitari e dipendenti, dice il direttore generale dell'azienda sanitaria veneziana Edgardo Contato. Verrà subito istituito un audit con il nostro team di psicologi per affiancare i sanitari nell'elaborazione psicologica di questo ennesimo trauma che hanno dovuto affrontare sul posto di lavoro. E siamo alla politica, con le tensioni in casa Lega, discussioni interne confermate anche dal segretario provinciale Dimitri Coin, che spera ancora in un terzo mandato riappacificatore e teme l'astensionismo alle urne. Confidiamo ancora che ci sia la possibilità di un ulteriore mandato al Presidente, nel senso che vengano tolti i limiti dei mandati, perché questo vorrebbe dire che i cittadini non sono maturi per poter decidere, quando in realtà lo dimostrano in tutte le elezioni, anche non andando a votare tante volte. Una soluzione per 2, ovvero quella che metterebbe d'accordo le 2 anime leghiste venete, quella che segue il segretario Salvini e quella del governatore Zaia, che dal canto suo è sicuro che i veneti confermeranno il consenso al Carroccio in
indipendentemente dal candidato. Questa è una ragione solida e saprà, i cittadini hanno ben chiaro, diciamo, qual è stato anche il grande lavoro che abbiamo fatto noi in tutti questi anni. Dopodiché io non perdo un secondo per la di ste robe, nel senso che non è che perdo sonni, vado a riunioni, niente, continuo a governare, a amministrare, perché i veneti si meritano un governatore a tempo pieno fino all'ultimo istante e non uno che perde tempo a parlare di politica. Politica che invece parla e come del prossimo presidente del Veneto, in un gioco delle parti e di rinnovo dei governi regionali, Lombardia in testa. E l'idea che la Lega scambi il Pirellone con Palazzo Balbi ha fatto insorgere l'ala zaiana e non solo, vista la presa di posizione di Mario Conte, sindaco di Treviso, presidente ANCI Veneto e stando in discrezioni con Alberto Stefani, seconda punta del carroccio per le regionali, non si sa ancora se del 2025 o addirittura del 2026. Tempi lunghi quindi, dove tutto, almeno secondo il segretario provinciale di Treviso, deve ancora accadere, a partire dall'indifferenza degli elettori. Manca un anno al voto e da qui all'autunno prossimo o alla primavera del 2026 sicuramente di tensioni ne vedremo parecchie e comunque anche di trattative anche con gli altri partiti, perché comunque Fratelli d'Italia penserà di poter dire la sua, Forza Italia, lo ha detto anche il ministro Tajani ieri, vorrà dire assolutamente la sua. Il Veneto è la Lega, è stato la Lega, è la Lega tuttora, quindi la nostra la diremo sicuramente, però il dato vero è l'astensionismo, perché i cittadini hanno delle problematiche da risolvere e una politica litigiosa allontana i cittadini dalla politica e infastidisce. Ieri a Palazzo dei 300 a Treviso, serata dedicata all'autonomia del Veneto, un dialogo tra il presidente Luca Zaia e il ministro della giustizia Carlo Nordio, che ha pubblicamente affermato di aver partecipato al voto referendario di 7 anni fa. Sono stato eletto nelle file di un partito che ha il simbolo tricolore, si chiama Fratelli d'Italia, e ho posso dirlo chiaramente, ho votato e voterei di nuovo quando c'è stato il referendum per l'autonomia. Quindi o sono schizofrenico io oppure c'è qualcuno che su queste concezioni ha barato e sta barando. Questa è la posizione del ministro della giustizia Carlo Nordio sull'autonomia differenziata, la legge Calderoli e la sentenza della Corte Costituzionale. Un tema diventato un libro e una serata al Palazzo di 300 con Luca Zaia, presidente della regione, motore del referendum che nel 2017 ha iniziato un percorso reso possibile dalla riforma costituzionale voluta dall'allora presidente del Consiglio e segretario dei Democratici di Sinistra Massimo D'Alema. Una legge che la Suprema Corte ha confermato, bloccando di fatto il referendum innescato dalle regioni contrarie all'autonomia, ma contemporaneamente annunciando una serie di correttivi da approvare in sede parlamentare. Una sentenza salomonica che per molti esponenti politici ha evitato estremismi potenzialmente pericolosi, come è accaduto negli anni 50 col tritolo sui tralicci per smuovere il percorso autonomistico dell'Alto Adige. Un pronunciamento importante per il ministro della Giustizia, anche se allungherà di molto i tempi per l'attuazione. Secondo me l'autonomia arriverà dopo un iter parlamentare che è posto dalla sentenza della Corte Costituzionale, ma finché non leggiamo le motivazioni della sentenza possiamo soltanto dire che l'autonomia come concetto è stata salvata dalla sentenza della Corte perché l'ha dichiarata legittima, ma le dimensioni di questa legittimità nel momento in cui viene tradotta in normazione primaria, cioè in leggi dello Stato, è devoluta al Parlamento e quindi i tempi non li conosciamo. Maurizio Cattapan, rieletto alla presidenza degli artigiani di Castelfranco, ospite oggi della nostra prima edizione, ha parlato delle sfide future che aspetta il comparto a partire dalla carenza di personale. Il problema del personale, di trovare nuovi giovani e persone che si affaccia al mondo del lavoro, veramente è un'emergenza, perché ormai siamo arrivati, io dico, in fase di emergenza. Anche gli artigiani non sono risparmiati dall'ormai cronico problema di reperire giovani da assumere nelle proprie aziende. Per trovare una possibile soluzione a questo fenomeno trasversale a tutto il mondo economico, Confartigianato Castelfranco da qualche anno sta applicando con successo la legge dell'apprendistato duale. Abbiamo fatto degli accordi sindacali con
con delle scuole dove noi andiamo a portare in azienda, assumere dei ragazzi di quarta e quinta superiore, per ora per istituti tecnici professionali, dove all'interno delle aziende questi ragazzi, oltre ad essere regolarizzati con i contributi previdenziali e quello che viene previsto per legge, hanno la possibilità di fare un percorso di formazione però continuo. Una settantina al momento gli studenti di quarta e quinta superiore impiegati nelle aziende del territorio, che lavorano 2 giorni a settimana per tutto l'anno in azienda, mentre per i restanti giorni rientrano in classe per seguire regolarmente le lezioni. Questo ci comporta che dopo 2 anni l'azienda ha già, diciamo, se al ragazzo va tutto bene, il tipo di lavoro e quant'altro, ha già un personale formato, il ragazzo nel frattempo ha avuto la possibilità di guadagnare qualcosa. È possibile stimare, Presidente, chiedo scusa, una percentuale di chi una volta diplomato, che ha fatto questa esperienza, poi effettivamente viene assunto in quell'azienda? Siamo quasi la totalità, stiamo parlando quasi del 100%, credo che siamo intorno al 95%. In viale dal Viano a Treviso praticamente impossibile pagare la sosta perché mancano i numeri dei parcheggi. Speriamo che la ditta intervenga presto, dice l'assessore comunale De Checchi, perché le casse del comune non possono permettersi questo tipo di buchi. Viale dal Viano e i parcheggi blu senza numeri necessari per pagare la sosta, e se i numeri ci sono parzialmente cancellati, rendendoli illeggibili da parte degli automobilisti. E allora c'è chi improvvisa. Fin prima che sto cercando di capire. Perché sono cancellati? È tutto cancellato, non sono cancellati. Non lo so, però 000 e vedremo. Poi c'è chi invece proprio rinuncia. Non sono riuscito e non l'ho fatto. Perché non ci sono i numeri? Di no. Forse. Lei è riuscito a pagare il parcheggio, visto che non ci sono? Anche provato, non c'è il numero. E uno ci rinuncia. Sì, non ci rinuncia per forza, se non c'è il numero. neanche quelli qua in fondo, ma anche l'altra volta quando lavoravano di là, finché non hanno messo i numeri non si pagava. Una situazione che è venuta a crearsi con i tanti cantieri in città che hanno reso necessario il rifacimento dell'asfaltatura, con la conseguente cancellazione delle strisce blu e dei relativi numeri. Abbiamo più volte sollecitato la società che ancora si sta occupando della sosta di provvedere rapidamente. Abbiamo avuto da questi signori dei riscontri positivi, come è già stato in altri casi, quindi attendiamo che gli stalli e i numeri per effettuare il pagamento vengano naturalmente rifatti in tempi rapidissimi. De Checchi poi tranquillizza gli automobilisti che non hanno potuto pagare il parcheggio non sapendo che numero digitare. Non penso che arriveranno contravvenzioni quando vi è l'impossibilità di indicare il posto auto, quindi a tutte le mamme o a chi altro dovesse aver parcheggiato in questi momenti stia assolutamente tranquilla, non arriverà nessun tipo di contravvenzione. È assolutamente importante che gli stalli vengano ridisegnati nel più breve tempo possibile, proprio perché le casse del comune non possono permettersi di avere questi tipi di buchi relativamente agli introiti da parcheggi. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità. Rieccoci in diretta, lo abbiamo ricordato prima, domani si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il gruppo Panificatori Confcommercio di Treviso per il quarto anno consecutivo ha portato in piazza, ma non solo, l'iniziativa L'abbraccio che sbriciola la violenza. Un flash mob degli studenti del CFP di Lancenigo ha aperto l'evento in Piazza dei Signori L'abbraccio che sbriciola la violenza, giunto alla sua quarta edizione, evento conclusivo di una settimana segnata dalla vendita in diversi panifici della marca della pagnotta dell'abbraccio. €1 per ogni pezzo venduto è stato devoluto ai 5 centri antiviolenza dell'ULSS 2. Insieme a questo la distribuzione dei sacchetti del pane con inciso il numero verde 1522. L'iniziativa del gruppo Panificatori di Confcommercio Treviso quest'anno ha assunto carattere nazionale, venendo inserito nel programma OFF del Festival Nazionale L'eredità delle donne. Quello in Piazza dei Signori è stato l'unico appuntamento nella marca ad aver ottenuto il riconoscimento, e tra gli 8 in tutto il Veneto. Presenti le istituzioni, la Presidente della Commissione d'inchiesta sui femminicidi e il Questore di Treviso, Alessandra Simone, che si è rivolta nel suo discorso direttamente alle ragazze. Vedo tante ragazze qua con noi. Ragazze, dobbiamo iniziare subito, da prima del primo schiaffo. Dobbiamo capire che qualunque atto
Questura in Piazza dei Signori con l'ufficio mobile della polizia, con un'equipe di operatori specializzati per sensibilizzare la cittadinanza trevigiana sul fenomeno della violenza di genere. Nell'ultimo anno a Treviso gli ammonimenti del questore sono aumentati del 40% rispetto all'anno precedente. La violenza sulle donne, ha detto Alessandra Simone, è un problema di tutti. Non possiamo dire che sono affari di famiglia, e se qualcuno dei nostri poliziotti dovesse dirvelo, siate subito puntuali nel indicarci queste persone, perché non possiamo voltarci dall'altra parte. L'abbraccio che sbriciola la violenza quest'anno ha voluto rivolgersi anche alle donne non udenti e non vedenti. Se sei vittima di violenza, contatta il 1522. Ad affiancare il gruppo panificatori l'ULS 2 con la dottoressa Katia Morellato, medico di pronto soccorso, lei stessa vittima di violenza da parte di un paziente. Per i pronto soccorsi le donne che sono vittime di violenza arrivano con una media di 4-5 volte in più rispetto alle donne che non lo sono, hanno patologie croniche dovute alla violenza, quindi fare prevenzione, come è stato ricordato prima, sia dalla questura che dalla ministra, è fondamentale. Basta la violenza! E si moltiplicano le iniziative in tanti comuni in vista del 25 novembre. Una nuvola rossa a ricoprire la panchina posta di fronte il municipio di Resana. Una nuvola formata da 300 fiocchi del colore simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. È l'iniziativa di sensibilizzazione voluta dal centro donna del comune trevigiano. Accanto un'altra panchina, anche qui a dominare il colore rosso del mazzo di fiori e dei nastri che decorano un ombrellino. E poi l'immagine del volto tumefatto di una donna e la scritta «L'amore non uccide». Altre due panchine più piccole sono state allestite nelle frazioni di San Marco e Castelminio perché il messaggio che il centro donna intende lanciare alla vigilia del 25 novembre sia il più capillare possibile per costruire quella nuova cultura necessaria per sconfiggere ogni forma di abuso. E così ancora una volta le panchine diventano uno strumento per veicolare questi messaggi, da quelle dipinte di rosso collocate in parchi e piazze di diverse città a questa ricoperta da centinaia di fiocchi. La Dunata 2027 a Treviso, ma anche i prossimi appuntamenti di fine inizio anno sono stati gli argomenti della riunione dei capigruppo alpini della sezione di Treviso che si è svolta oggi nell'auditorium di Villa Guidini a Zero Branco. Davanti ad oltre un centinaio di penne nere, rappresentanti degli 86 gruppi trevigiani, il direttivo si è confrontato su temi pratici come assicurazioni e nuove normative per le attività di volontariato, ma anche sui prossimi impegni della sezione, in particolare l'annunciata presentazione di un libro su Pietro del Fabbro, architetto alpino, autore dei disegni per i sacrari di Fagarè e in prima stesura di Re di Puglia oltre all'Arco del Pasubio. Libro che verrà presentato il 7 dicembre a Santa Caterina, auditorium che sarà nuovamente al centro dell'attività della sezione l'11 gennaio per i 30 anni del concorso letterario Parole attorno al fuoco. E Teatro Comunale del Monaco di Treviso da tutto esaurito per la prima del Flauto Magico di Mozart. Teatro Comunale Mario del Monaco da tutto esaurito per la prima del Flauto Magico di Mozart che torna a Treviso dopo 16 anni. È un trionfo di gioventù stasera, sia nel palco sia tra il pubblico. Ho visto tantissimi ragazzi giovani e mi ha dato immensa gioia perché si pensava che la lirica fosse una cosa per noi anziani. Invece ho visto tantissima gioventù, un pienone straordinario peraltro, tanta attenzione e quindi veramente un bel approccio per la nostra città. Tra i protagonisti dell'allestimento ideato e diretto dal regista Paolo Gianni Cei, i vincitori del 51esimo concorso Toti dal Monte. Siamo in prova già da 2 settimane, in tempi strettissimi siamo riusciti a portare a casa questo capolavoro. Una coproduzione col Teatro Verdi di Padova e il Teatro Sociale di Rovigo, ma infatti dopo questa prima a Treviso passerà poi a fine anno a Padova e l'anno prossimo a Rovigo. Du hast sie also erdrosselt! Un
Un palcoscenico mutevole, un'opera carica di simboli, accompagnata dall'Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Giuliano Carella, e dal Coro Lirico Giovanile di Verona. È la lotta fra la luce e la tenebra, ma la risposta non è così semplice. La soluzione del viaggio è viverlo e accompagnare i personaggi nella loro scoperta. Siamo allo sport, calcio. Aliu e Grosu permettono al Treviso di conquistare una pesantissima vittoria contro il Chions, agguantando il secondo posto in classifica a 2 lunghezze dalla capolista Dolomiti Bellunesi, anche grazie alla sconfitta del Campodarsego contro la Luparense. I biancocelesti al tennis vanno in vantaggio dopo 14 minuti di gara grazie ad una rete di Aliu. Al 38esimo gli ospiti con un gol di Valenta agguantano il pareggio. Nella ripresa si soffre solo allo scadele. Grosu manda in rete la palla del 2-1 finale per gli uomini di mister Cacciatore. Si tratta della 4ª vittoria consecutiva, importantissima per avvicinarsi alla testa del girone. Domenica si torna in campo in trasferta contro il Montecchio, penultimo in classifica. Sta diventando un caso nazionale il carcere minorile di Treviso, che con 21 detenuti per 12 posti è definito il più sovraffollato d'Italia. Dal governo la notizia che entro il 2026 la struttura sarà chiusa e trasferita a Rovigo per un complesso che dovrebbe ampliarsi come casa circondariale, una realtà che oggi come ieri molti non conoscono e non vogliono conoscere, ma che più volte ha cercato di aprirsi alla società, come nel 1987 quando entrammo per la prima volta con una telecamera, un reportage che vi riproponiamo nella consueta rubrica dedicata alla nostra storia. Esiste un confine tra la normalità e la follia? Se c'è, dov'è? Dove comincia il bene e dove finisce il male? Queste domande si poneva questa mattina il cronista nel varcare questi cancelli, i cancelli del carcere di Santa Bona di Treviso, l'isola dove ognuno può confrontarsi, come direbbe Jung, con la propria ombra. Perché questa visita insolita? Rientra nel quadro di una coraggiosa iniziativa voluta da un vasto schieramento di associazioni, forze, enti, l'operazione Carcere Aperto. Ci proponiamo di risocializzare i detenuti con l'intento di avvicinare sempre di più la società esterna al carcere, di migliorare l'ambiente, di sconfiggere i 3 mali, secondo me, oscuri che sono presenti nel carcere: la noia, l'indifferenza e l'omertà. Certo, non deve essere una scelta facile e priva di rischi quella effettuata dal carcere di Treviso, l'apertura dei cancelli per far entrare un vento nuovo, quello dell'umanità, ma anche della giustizia. Molte le autorità presenti questa mattina, dal procuratore capo ai rappresentanti politici e delle associazioni come le ACLI e il volontariato. E credo siano iniziative estremamente valide, sia per noi evidentemente, sia per chi l'ha organizzata. E credo che evidentemente l'appoggio del Comune non mancherà per questo tipo di manifestazioni e anche per comunque migliorare la vita all'interno del carcere. E i detenuti? È difficile riconoscerli mescolati al pubblico, comunque ognuno ha una storia da raccontare, un piccolo e grande dramma. Ma non hanno offerto piagnistei ai visitatori. Lui ad esempio è un tecnico di eccezionale bravura. Stando qua dentro ci ha detto: ho pensato a chi sta peggio e ho inventato degli strumenti utili per salvare la vita alla gente. Ed ecco le sue invenzioni. Salvano dal fuoco, dal gas, dalla benzina. Basta il fumo di una sigaretta per far scattare l'allarme salvavita. Non solo, ma l'apparecchio si arrangia da solo a dare l'allarme e chiamare i vigili del fuoco. Perché l'ha fatto? Volevo sentirmi utile e voglio
voglio in qual modo che capiscano, primo, che anche un detenuto, qualora ne sia data l'opportunità, anche in questo posto, con scarsi mezzi, con poca strumentazione, può essere utile agli altri, può esprimere il suo sentimento, il suo modo di vedere la vita e può avere la soddisfazione di sentirsi ancora un uomo, non un animale immagazzinato. Il confine, come si vede, tra loro e gli altri diventa sempre più sottile. Lo evidenzia anche Don Lino Cusinato, ex direttore della Vita del Popolo e ora responsabile della chiesa di Castelfranco. Don Lino Cusinato, dentro e fuori, che senso ha questa distinzione? Relativa, cioè vuol dire ben poco. Forse qua l'umanità, sia negli aspetti doloranti, diciamo così, oppure sbagliati, è emersa, no, come una malattia sociale. C'è il vantaggio, se non altro, di conoscere un po' la malattia, ecco, di poter anche intervenire, ma in fondo sono un po' lo specchio di quello che siamo noi, ecco. Noi dovremmo accostarla senza il pregiudizio che siano gli altri o siano i diversi. Sono una parte di noi, forse dove la nostra condizione, perché è emersa, noi abbiamo anche la possibilità di individuarla, di conoscerla meglio. Quindi niente prime pietre? No, decisamente no. Con queste immagini storiche chiudiamo la nostra edizione del telegiornale. Adesso la sigla e le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona domenica.